Bene, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Siamo nel 2024, dopo 2 edizioni di Divagando che si sono prolungate sia nella stagione autunnale che invernale e primaverile. Quest'anno abbiamo deciso, avevamo immaginato un percorso anche questa volta autunnale, invernale, in realtà siamo arrivati un po' lunghi e iniziamo il percorso invernale e primaverile, per cui 4 incontri oggi è il primo di questo, chiamiamolo laboratorio un po', Divagando geografia e dintorni, così si chiama. Per cui qual è il nostro intento? L'intento è quello di mettere in relazione la geografia con le altre discipline, di dare spazio sempre o quasi sempre, a relatori che provengono da altri ambiti, ma che incrociano temi cari e declinati anche dal punto di vista geografico. Non a caso oggi si parla ovviamente di letteratura, di scrittura, ma Laura Punis Gualdino nel titolo già parla di confini. Allora i confini è l'elemento che sta un po' intrigato per dire benissimo, i confini sicuramente sono fondamentali in geografia, non solo nella geopolitica, ma confini, pensiamo anche tutte le zonazioni o zonizzazioni che si possono fare dalle aree tutelate, dalle pianificazioni a livello anche locale, hanno a che vedere comunque con il tema dei confini. Ed è per questo che oggi abbiamo questo incontro. Come sempre, ogni venerdì o primo venerdì del mese, da qua fino a giugno, come avete già potuto vedere nella locandina, a seguire avremo il 5 aprile Andrea Pilloni e Franco Boer che parleranno dell'ecosistema in noi, e a dialogare ci sarà un docente in Università di Udine che si interessa invece ad aspetti naturalistici, ma che si confronta con una chiave di lettura più antropologica, filosofica del tema appunto degli ecosistemi. Il 3 maggio, sempre, poi l'aula vedremo di volta in volta, si parla di paesaggi transumanti, lo spazio relazionale della pastorizia nomade transumante Friuli-Venezia Giulia. Le relatrici saranno Valentina De Marchi e Marta Tasso e Fabien Marques, e modererà appunto il collega Pascolini, che deve essere scomparso ma che era seduto qua dietro. L'idea è sempre che noi sempre moderiamo gli incontri. Oggi appunto c'è Federico Venturini, assegnista qui all'Università di Udine, presso il gruppo dei geografi. E il 7 giugno alle 15:30 abbiamo invece a moderare il collega che adesso ci segue, ma che avete sentito la voce più volte perché da lontano. Sì, sono io e non mancate, mi raccomando. Ecco, Dario Bertocchi, e si parlerà di mobilità dolce e turismo, osservatori e strategie, e a parlare saranno Giulio Senes dell'Università di Milano e Walter Coretto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Come vedete, allora, sempre relatori, in questo caso, che non sono geografi, ma che propongono dei temi che sono cari anche alla geografia, e conseguentemente questo è un po' l'intento che cerchiamo di portare avanti in questi anni. A volte può capitare naturalmente che anche uno di noi o un nostro collega, soprattutto di altri contesti, intervenga su temi geografici qui, ma l'idea è sempre di ragionare sulla divagazione, sul divagando soprattutto. Per cui grazie appunto al moderatore e soprattutto a Laura Punis Gualdino, e adesso ascoltiamo il duetto che ci presenta tra immagini, letture, immagino e riflessioni, il tema appunto e del suo testo, dalle relazioni degli osservatori, sezione 4, stanza 47, confini. Grazie a voi. Bene, cominciamo a divagare? Iniziamo a divagare. Bene, allora, intanto ringrazio tutti e tutte di essere venuti qua oggi per questo evento. Ringrazio Laura per aver accettato l'invito. Conosco Laura già da diverso tempo, prima di tutto come collega, come insegnante, ma poi come molti di noi anche Laura ha una doppia, se non una tripla o quarta vita, ed è quindi anche un artista. E quindi già incominciamo un po' a parlare di confini che abitano anche dentro di noi, tra i vari aspetti della nostra vita. E Laura appunto è un'artista che ha scritto 2 romanzi
che sono anche in vendita, se non sbaglio, li potete vedere lì sul primo tavolo, quindi per chi fosse interessato successivamente ad averne una copia. Da Relazione degli osservatori, sezione quarta, stanza 4, stanza 47, Confini del 2021, e un testo più recente da qualche parte nel frattempo, uscito da qualche mese, tutti e due pubblicati da Manni. Quindi io vorrei iniziare oggi appunto incominciando ad approfondire questo concetto chiave per noi geografi, che sono appunto i confini, che possono essere declinati in mille maniere diverse. Possono essere il luogo dove magari inizia un altro stato, o magari dove un punto dove una temperatura cambia, o dove magari cambia un ecosistema, oppure tante altre definizioni, come potremo vedere, ma soprattutto i confini spesso, e lo vedremo, non sono ben definiti. E possono essere tante cose e contemporaneamente, anche se noi riteniamo che siano un qualcosa di netto, che possa decidere da questa parte una cosa, dall'altra parte è qualcos'altro, in realtà se andiamo ad approfondire un po' il discorso, i confini non sono poi quello che ritenevamo. Quindi incomincerei a dare la parola a Laura, magari incominciando a parlarci un po' in generale di questo libro. Posso salutare per prima cosa? Certamente. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti e soprattutto vorrei ringraziare anche i geografi perché è stata veramente una sorpresa. Ah sì, scusa. Va meglio? Non lo so se è acceso. Sì. È acceso? Vai. Proviamo. Funziona? Sì? Bene. Allora volevo ringraziare perché è stata davvero è stata una sorpresa e diciamo così è veramente un piacere, perché quello di riuscire a incontrare altri mondi che si occupano di altre cose, o non di altre cose, di cose comunque che non sembrano magari sul momento per certe cose affini o che si possono incrociare, è veramente un piacere. Per cui volevo ringraziare i geografi che mi ispirano moltissimo, devo dire. Allora, dunque, vuoi che intanto... Sì, se partiamo dal testo, perché Allora, il comunque... testo, sì. Allora, questo volumetto, sì, è un romanzo, ma diciamo così un po' particolare forse, e in realtà è una raccolta di relazioni, da cui il titolo delle relazioni degli osservatori, perché sono più o meno ci sono 80 relazioni che gli osservatori inviano ad una quarta sezione dove vengono poi archiviati nella stanza 47. In realtà non si sa nulla, non si sa chi sono gli osservatori, non si sa chi ha commissionato le relazioni e non si sa per chi sono destinate e per quale fine. Quindi rimane tutto assolutamente senza avere dei riferimenti. Tutte le relazioni si susseguono, non ci sono coordinate geografiche e sono denominate semplicemente in ordine numerico, in sequenza numerica. Quindi, essendo una raccolta di relazioni, in realtà non hanno neanche una sequenza, si possono leggere aprendo anche a caso perché non è che ci sia una sequenza. Tutte le relazioni gli osservatori scrivono queste relazioni sono tutte sui confini, quindi trattano tutte di confini. Quello che possiamo dire è che ciò che loro descrivono è quello che connota e contraddistingue ciascun confine. Dimmi tu quando vuoi che io mi fermi. Va bene. E quindi ciò che connota e contraddistingue ciascun confine. E che cos'è che contraddistingue ciascun confine?
o tutti i confini, è la varietà delle percezioni con cui i viaggiatori percepiscono il confine. Infatti gli osservatori descrivono sia i confini, ma anche i viaggiatori, ma anche chi in quei luoghi di confine abita o abitualmente o temporaneamente. Quello che fanno gli osservatori è osservare, cogliere dal loro punto di vista, naturalmente, quelle che sono le variazioni, le varietà delle percezioni con cui i viaggiatori o chi in quel momento, in questi confini, che diventano luoghi di passaggio, di transito o di sosta, quello che avvertono. Sì, allora, dobbiamo, sì, una delle cose forse interessanti da dire è che il testo ha una scrittura abbastanza particolare che ricorda sotto certi aspetti Le città invisibili di Calvino. Quindi, come aveva accennato, con dei confini che possono essere anche letti in ordine, non di apparizione, ecco, non in sequenza. E magari potremmo leggerne qualcuno giusto per dare l'idea. Io direi di leggere il primo. Sì. Allora, il primo confine è una distanza emozionante. Quanto sia emozionante dipende da quanto un viaggiatore ha portato con sé. Questa è la relazione del primo confine. Diciamo che possiamo dire subito che il confine, perché tu hai parlato di che cosa significa un confine, no? Sì, certo, forse come premessa bisogna dire che Laura non è una geografa e il testo non è stato scritto da un punto di vista classico di un geografo, ma questo forse è anche una delle cose più interessanti per noi, giusto? Cercare di capire come può essere definito in maniera diversa. Sì, beh, il fatto che non ci siano, per esempio, le coordinate geografiche, no? Il fatto che non sappiamo, non ci siano, in un certo senso è sospeso completamente lo spazio da questo punto di vista. Non è che ci sia uno spazio che possa essere segnato, no? Da qualche parte. E in un certo senso anche la temporalità, perché non ci sono neanche delle coordinate temporali. Mm-hmm. E non abbiamo neanche delle coordinate dal punto di vista di contesto, come abbiamo detto, perché non sappiamo a quale scopo vengono scritte queste relazioni e non sappiamo neanche chi sono gli osservatori. Ben inteso, se nel plurale sono più di uno, però di loro non sappiamo assolutamente nulla. Vogliamo leggere anche la seconda? Non lo so come vuoi. Faccio io? Sì. Allora, secondo confine è impreciso. L'andare a tratti sembra inutile. I viaggiatori non si perdono d'animo. Vuoi dirci qualcosa? Ok. No, io penso che debba risuonare a ciascun lettore, no? E a ciascuna lettrice quello che possono eventualmente suscitare, esattamente come gli osservatori, diciamo così, cogliendo quello che percepiscono i viaggiatori o appunto detto chi vi abita, loro colgono a loro volta appunto gli osservatori quello che ritengono e così anche le emozioni e così anche diciamo così quello che può evocare ciò che loro scrivono. Ad esempio in questo ovviamente mi colpisce, ed essendo anche corti in una qualche maniera da un punto di vista grafico, questo dà la possibilità di riflettere e si capisce anche molto bene che ogni parola scelta nella scrittura è stata ben ponderata, così come anche nell'altro tuo romanzo, diciamo che è una tua capacità, quello di pesare e soffermarsi sulle parole. Ed è interessante come questo confine è impreciso, no? Il secondo confine è impreciso, no? Che normalmente per noi è una linea, invece questo non è proprio così. Sì, certo, perché la parola confine è una parola, come potrei dire, ha tantissimi significati, a parte che poi la sua, diciamo, derivazione come parola, e poi anche confrontandola con le altre lingue, no? Si trova
di fronte a moltissimi nomi. Il confine generalmente si usa questo termine, però ha delle accezioni molto diverse anche, e non è neanche facile, ho scoperto la sua definizione, perché leggendo, insomma, andando a cercare alcune cose, non è neanche proprio stabilito bene che cosa voglia dire come con la parola confine, o perlomeno vengono usate a volte in maniera, vengono chiamate frontiera e confine, per esempio, cioè, che poi dovrebbe essere la frontiera delle particolarità sue, però vengono usati anche, vengono messi l'uno con l'altro, cioè presi l'uno per l'altro, non passare il confine, la frontiera, insomma, e la storia stessa delle parole è molto interessante. Quindi diciamo così che il confine, come dicevi tu un momento fa, perlomeno come viene percepito e come viene anche riportato, non è una linea, non è un punto, cioè può essere anche molto definito, può essere veramente un sì o no, può rientrare in quella che è la logica binaria, direi. Però questo in genere viene utilizzato come logica binaria, no? Il confine di qualche cosa che ha proprio il limite estremo. Questo invece non è così, che almeno come nelle relazioni si legge, il confine segue semmai tutta un'altra logica. Potrei usare il termine che è quello della logica fuzzy, cioè della logica sfocata, per cui 1 e 0 sono i due estremi, ma nel mezzo c'è tutta una gradazione, quindi c'è tutta una possibilità di sfumature proprio. E questo è, cioè il confine lo si può immaginare come luogo in cui dove ci sono delle sfumature ma anche delle sovrapposizioni, nel senso che se il confine dal punto di vista della, come in questo caso, no? Dell'andare incontro, dell'incontrare la realtà, non ci troviamo mai di fronte appunto all'ignoto totale, ovvero c'è l'ignoto totale, che questo è l'estremo, la morte ne è uno per esempio, il confine che proprio, o la frontiera come valico, proprio come chiusura che potrebbe essere, però altrimenti c'è sempre una mescolanza nel luogo del confine, tra quello che si conosce e quello che non si conosce, il parzialmente noto, il parzialmente ignoto, quello che si presume di conoscere e anche quello che non si sa, che è sconosciuto, lo si prende per conosciuto oppure non lo si coglie. Quindi lo spazio del confine in realtà è una mescolanza. Non so, mi verrebbe da fare l'esempio se dovessi pensarlo dal punto di vista temporale, se penso al presente, e se penso al tempo presente, ovviamente potrei pensare al presente che è il punto di confine tra il passato e il futuro, ma penso che nell'esperienza di tutti noi sappiamo che il presente in realtà è una mescolanza proprio di passato e di futuro, che sono entrambi in atto in quel momento, infatti non è coibibile, eppure lo concepiamo come tempo presente, però non lo è. E anche nelle nostre discussioni, anche se noi guardiamo più da un punto di vista biologico, anche in natura esistono l'ecotono, ad esempio, Sì. che sono quelle aree che si vengono a instaurare tra due aree con Esatto. caratteristiche ben definite, con una flora, una fauna, temperatura, una vita ben definita, che però in realtà in questo ecotono ha delle caratteristiche Sì, sia di una che che dell'altra, però è diversa contemporaneamente da tutte e due. Quindi dov'è il confine? No? Esatto. Incomincia a essere fuzzy, come accennavi tu. Lessi una volta una cosa che mi stupì molto dal punto di vista anche biologico, proprio prima ho citato la morte, che in realtà da un punto di vista strettamente scientifico, non si può dire, perché comunque c'è una continua evoluzione, no? Per cui dal punto di vista proprio biologico, come se non ci fosse proprio questo confine. Cioè noi ce l'abbiamo perché ovviamente rispetto, no, al fatto di agire e interagire, però dal punto di vista proprio del corpo non c'è. Allora lessi questa cosa che mi colpì molto, quindi neanche lì forse, no? Da questo punto di vista. Oh, scusate. No, che quelli che sono da casa, da clienti, se lei Ok. Ah, scusate. Sì, è vero, dovrei stare.
Voi sentite? Sì, sì, sentiamo. Sentite anche che sono emozionata? Sono le luci. Cosa? Poi possiamo Sì, sì, non ancora. Cosa suggerisci? Allora, io da casa mi confermate che sentite? E che Sì, sì, sentite anche la sentiamo, relatrice? sentiamo. Perfetto. Comunque possiamo dopo ancora continuare. Sì, Vabbè, adesso Io- i tempi. Dimmi. io passerei a un confine denso di significato, un pochino più lungo, Sì, che va a toccare diverse cose di cui abbiamo già accennato, come ad esempio, se prima abbiamo parlato e abbiamo appena accennato al fatto che i confini sono un po' sfumati, in realtà qua il confine da una parte non c'è, ma contemporaneamente è anche molto definito. esatto. Prego, puoi leggere. Ok, questo è un pochino più lungo, quindi Vai, se si annoia. sì. Allora, il 50° confine non esiste, ma non la pensano così gli autoctoni che con illimitato entusiasmo comprovano la propria irremovibile convinzione della sua esistenza con un'inespugnabile tradizione orale e 3 pagine manoscritte ritrovate alcuni secoli fa nei pressi di un insediamento limitrofe e al limite della leggibilità. L'inesistente confine attraversa anche una florida cittadina e fende il municipio in cui duplici uffici emanano concordate, nonché identiche, disposizioni, amministrano ogni cosa all'unisono e celebrano matrimoni misti. Tutti gli abitanti di quella regione vivono in perfetta armonia e sebbene nessuno debba mai esibire un qualunque documento o lascia passare per attraversarlo, il confine è costantemente presidiato e ai viaggiatori stranieri viene caldamente raccomandato di non inciampare nell'infondata ipotesi o semplicistico pregiudizio che possa sussistere una qualsiasi distinzione sociale, culturale o genetica tra l'al di qua e l'al di là. Infatti avevo... Grazie. E infatti ne avevamo parlato, ti ricordi velocemente, perché il confine che non esiste, e dice sì, ma per loro esiste, sì, ma c'è scritto che non esiste. Quali delle due cose è? Esiste o non esiste? E appunto rimane sospeso anche questo, ed è una questione di punto di vista, naturalmente, anche questo. Oppure, dipende. E quindi forse possiamo anche aprire l'altro concetto, che il confine è anche relazione. Assolutamente. Quindi sia punto di vista e poi anche come ci relazioniamo all'interno di una nostra società, come ci relazioniamo verso lo spazio e verso il confine. Certo, beh, sì, tutto è relazione, no? C'è dentro fuori un fatto al confine, quindi è il confine laddove, come abbiamo detto, allora se prendiamo il confine, diciamo così, eh, mm, se noi prendiamo il confine come un punto di variazione o di discontinuità, cioè partendo dall'idea di quello che dicevo prima, che i viaggiatori, cioè che gli osservatori colgono la varietà delle percezioni con cui i viaggiatori avvertono il confine, cioè il momento in cui, diciamo, il momento in cui c'è un movimento, no? In qualche modo, in cui si rendono conto che c'è qualcosa di o ignoto, parzialmente noto. Questo avviene nel momento in cui c'è un momento di una variazione, una discontinuità, ma questo lo proviamo tutti, insomma, direi, no? Cioè nel momento in cui viene allertata la nostra attenzione perché notiamo qualche cosa che riscontriamo. E quindi questo fa sì che in questo momento, quel momento si genera una relazione proprio, no? Perché si genera una nuova relazione. Cioè quello che viene mosso, e ovviamente tutto quello che segue, crea, diciamo, tutta una serie di relazioni nuove, che si rilacciano anche a tutto quello che avevamo prima come relazioni, ma che creano delle nuove relazioni. Ma questa è una parte, perché effettivamente è abbastanza complesso, cioè il confine già di per sé, nel suo significato, è il punto di incontro, perché il confine è il punto con i due fini, cioè due estremi che si toccano, no? Cioè due, come diciamo, due territori
che si incontrano. Quello è il confine, possiamo dire, almeno nella sua. Poi potremmo discutere se sono di periferici o no, perché anche questo è molto interessante come questione, ma il punto di incontro, per quel punto di incontro necessariamente è anche il punto di relazione, non c'è altra possibilità. Termine che relazioni, non so se l'avete notato, ma c'è anche nel titolo. Certo, Già incominciamo a certo. giocare col significato. Certo, sono le relazioni, perché sono le relazioni dei relatori che loro scrivono, ma di quello che trattano è di relazioni, fondamentalmente, no? Perché sono le relazioni, appunto, abbiamo detto, dei viaggiatori, dei luoghi, delle situazioni in cui si trovano, o comunque quello che si legge. Direi che quasi è la parola più importante nel titolo, questa cosa delle relazioni, e naturalmente legata agli osservatori, perché poi c'è la questione cioè la questione dell'essere colti, per esempio della discontinuità, e quindi avvertire il confine, oppure possiamo anche noi osservare volutamente come fanno gli osservatori e quindi guardare proprio per cogliere i confini. Ok, vogliamo fare un attimo di pausa, se Sì. puoi bere un po'. E volevo chiedere anche se c'è qualche domanda dal pubblico, se no magari vediamo qualche immagine che hai scelto. Però sono tutte, sì, pensavo di... Allora, vorrei far vedere l'immagine, quello del ramo. S3. Io avrei una domanda, cioè più che altro una curiosità, se posso. Sì, Allora, io non so perché, forse di retorica, appunto, formato da una televisione degli anni 90, degli anni 80, il confine mi resta sempre in mente quello di Non ci resta che piangere di Benigni e Troisi, questo andirivieni della questione un fiorino, l'andirivieni, il passaggio di una linea anche immaginaria costava a loro qualcosa, cioè dovevano pagare questo. E soprattutto adesso nel contesto di quali sono appunto i costi sociali di passare da un confine all'altro, soprattutto in termini di migrazione, in termini di lasciare la casa, lasciare gli affetti. Volevo sapere se appunto queste cose anche negative, se vogliamo, o più difficili, rappresentate dal confine, sono un po' trattate in questo suo testo, o quali sono le cose. confini classici, sì, dopo qualcosa diciamo sicuramente. Quello libertà e equalità e fraternità. Poi ci sono varie cose che possiamo dire su... Mhm. Sì, ok. Sì. Se ho colto bene, perché non sono sicura di aver capito. Sì, Dario, magari l'affrontiamo tra un attimo. Sì, bene, E grazie. magari sì, certo, magari leggeremo anche un confine che si occupa di questo. Prima vediamo questa immagine. Sì, volevo infatti, mi piaceva che voi l'aveste, forse non è, non lo so, però facciamo vedere, fai vedere subito, andiamo allora in quell'altra, perché penso che l'hanno vista. No, non è questa, quella, eccola. In realtà quella prima erano le foglie, no? Però in effetti c'era un insetto, che questo insetto è in Malesia, che si mimetizza e diventa proprio come una foglia, ma proprio anche come avete visto prima, con tutte le macchiette, come se fosse in quella zona quella di prima. Ecco, lo vedete adesso, no? Che è quello ed è assolutamente irriconoscibile. Sì, sotto la testa si vedono anche gli occhi, vedete gli occhi sotto? Adesso, esatto. Scusate che ho detto esatto. That's right. Ho cercato ma non ho trovato in un documentario dove è molto bello, appunto lui è fermo quando si muove, è incredibile, ma non sono riuscita a ritrovare quel documentario. E si mimetizza perfettamente. Qui anche diciamo si nota molto perché le foglie sono perfette, poi si vede sotto dove mangio, vedete che sotto c'è la foglia che è stata mangiata, altrimenti si posiziona anche con le foglie esattamente uguale a lui ed è assolutamente indistinguibile. Fai vedere quello per favore dove è nella mano. Qui riesce a violare il mondo vegetale, il mondo animale Fa parte di tutte le introdursi.
Sì, cioè questa cosa della mimesi, però la questione è proprio qui, no? Infatti così si salva, perché i suoi confini non vengono notati, cioè semplicemente non vengono notati, perché è anche questa cosa, che quando pensiamo al confine, almeno pensiamo, insomma, il confine, almeno immediatamente la percezione è quella territoriale, ma in realtà il confine è spaziale, no? Cioè, il confine spaziale. Cioè. Infatti per questo è molto difficile, perché per parlare di confini dobbiamo parlare di tutte le dimensioni spaziali, veramente. E il confine, diciamo così, almeno, il confine, almeno io lo penso, è quello che dà ordine, nel senso che il confine è quello che dà la forma alle nostre forme, e anche a noi stessi e alle forme del vivere. Per cui, come ho detto, il confine della foglia fa la foglia, cioè il confine di questa bottiglietta fa la bottiglietta, e così sono tutte le forme attorno a noi. E noi viviamo immersi in tantissimi confini che sono coglibili, non coglibili, non percettibili. Naturalmente c'è molto legato alla nostra capacità sensoriale, poi Percezione? la percezione, certamente. Per esempio, anche pensare alla variazione della luce, no? La variazione della luce, la disposizione, o il gioco delle ombre. I confini appaiono e scompaiono, perché anche questa è una caratteristica dei confini, che ci sono, appaiono e scompaiono. Se io penso per esempio a un fiore, come ho detto un momento fa, la sua corolla, no? Con i suoi petali, e dato i suoi confini, ma di giorno magari è aperta e di notte si chiude, quindi cambiano, cioè, i confini. Ma questo per me lo immagino così, ma è anche per tante altre cose. E questo solo per parlare dei confini fisici, perché poi ci sono quelli intellettuali, culturali, di pensiero, quindi dire che siamo immersi nei confini è dir poco. Sentendo di parlare, ovviamente mi è venuto in mente il fatto che anche i confini, anche all'interno di relazioni tra persone, e Sì, senza andare a scomodare la società, ma sì, anche i confini che noi abbiamo nelle nostre relazioni sì, certo. possono cambiare al cambiare della relazione stessa. Beh, certo. Quando finisce una storia d'amore o quando Sì, inizia. ma non serve neanche o- tanto, è grande così, basta solo uno sguardo, basta solo un sguardo. Cioè, basta solo, come dicevamo prima, sulla variazione, perché poi alla fine è una questione di interpretazione, perché questa cosa dei confini ci serve per orientarci, semplicemente ci dà ordine, dà un ordine momentaneo, forse sì, però dà un ordine. Però il confine, sì, oltre questa cosa delle relazioni, ma non so, la sensazione di uno sguardo di una persona in un momento, in un istante, che non sai interpretare, che ti apre come il vuoto il momento, no? Come qualcosa di ignoto che dici cosa vuol dire questo sguardo, quello è già di per sé un confine. Cioè, non abbiamo bisogno di grandissime. Basta solo pronunciare una parola di cui non si sa il significato. Quando qualcuno dice una parola io non so che cosa significa. Come accennava Dario, i confini possono essere anche violati purtroppo, nel senso sia nella. Scusa, io posso proporre un confine, però non mi ricordo il numero. Voi pensate che mi ricordi? C'è anche la Prozzeni, perché è un aspetto molto culturale. Non ho capito. Dico, c'è nella teoria della Prozzeni, un aspetto molto culturale, Sì. dell'istante, determina le capacità della Ah, certo. persona, Mhm. Ah, certo. Sì. Sì, certo. Un esempio classico sulla prossemica che ho trovato sempre curioso, nella cultura nostra, posso no, fare nella cultura nostra più o meno quando siamo uno di fronte all'altro sono 50 centimetri, più o meno la distanza che noi teniamo. Nei paesi anglosassoni è 60 centimetri. E, Paesi arabi. no, ma è stato bellissimo una volta, mi hanno messo una telecamera, ho preso l'università proprio, c'era un momento sociale di incontro, c'erano dei britannici e degli italiani, era un momento di un cocktail party, una cosa così, e c'era un britannico e un italiano che parlavano, in piedi, bevendo qualcosa,
e dopo un momento che parlavano, il britannico faceva un passo indietro per riprendere i 60 centimetri. E l'italiano dopo un po' faceva un passo avanti. Hanno fatto letteralmente il giro della stanza nel filmato. Sì, vero, c'è la questione della percezione anche della confine. Non trovo il confine. Di che cosa? Quale? Quello che non si... Perdonate un secondo, se lo trovo subito, se non lascio. Quello che non so più, quello che è stato dimenticato. Ti ricordi qual è? No. Ecco, l'ho trovato. Ok. Sì, Ecco. il 38° confine venne abbandonato per cause rimaste imprecisate. Fu anche abbandonata l'indagine che avrebbe dovuto accertare tali cause. Fu abbandonato l'intento che aveva avviato quell'indagine e fu abbandonata la logica impeccabile che aveva definito l'intento. Fu abbandonata la filosofia che aveva coerentemente articolato quella logica e fu abbandonato il pensiero che, raffinato dalla memoria, aveva legittimato tale filosofia. Fu abbandonata anche la memoria. I segni di quell'abbandono costituiscono il paesaggio del 38° confine e sono perfettamente identificabili, ma i viaggiatori, passando loro accanto, di essi non si accorgono neppure. Quindi questa è l'abilità sulla scomparsa, di come emergono e di come scompaiono. Appunto anche E a caso di relazioni, Sempre le relazioni delle sono... decisioni. Le relazioni sono... Ecco, prego. No, rispondendo un po' a Dario, forse in questo testo Laura non ha voluto fare riferimento a episodi storici concreti o rimanere sempre un po' nel vago o senza andare in esempi molto forse vicini a situazioni pesanti che magari viviamo oggi, e penso ai vari conflitti in giro nel mondo, che purtroppo sono nelle pagine di ogni giornale, che sono appunto causati da uno sforamento, un desiderio di andare oltre certi confini. Però c'è un confine che va a toccare un po' questa tematica, che è il 56esimo. Va bene, lo leggo. Volevo sapere se intanto, Sì. se cosa ne pensi, insomma, della domanda che aveva fatto Dario. Non avevo colto la sua domanda molto bene. Magari leggiamo, facciamo un commento e poi vediamo Però, se Dario sì, vuole aggiungere. certo, però è per me molto interessante, no? Anche quando, scusate che io sto così per stare rivolta verso di voi, non sto rivolta verso di voi. È interessante perché ovviamente, allora, parlando di confini, ci sono gli osservatori che osservano, che con il loro sguardo, che io definisco obliquo, colgono quello che colgono con il loro sguardo. Poi gli osservatori traducono e traducono nella relazione e quindi diventa dallo sguardo, è quello che possono aver colto, diventa una narrazione, una scrittura ed è un confine che viene passato, cioè da quello, diciamo così, dello sguardo alla scrittura. E in questo passaggio chiaramente c'è una metamorfosi, c'è un cambiamento, c'è soprattutto una traduzione. Dopodiché c'è il lettore che legge e che a sua volta fa di nuovo un'altra traduzione. E questa è l'interpretazione, naturalmente, e ognuno la propria, esattamente come ognuno che coglie. Quindi, cosa potrei dire? Andiamo a leggerlo. Andiamo a leggere. Lo leggo io? Come preferisci? Sì, lo leggo io. Ok. Fu al 56esimo confine che venne attuata la più articolata azione di intelligence mai orchestrata. Solo alcuni viaggiatori e storici specialisti sono a conoscenza di tale operazione ordita per sopprimere
l'attività sovversiva architettata dagli algoriclasti, con quartier generale a ridosso di quel confine, per sottrarre all'emissarius maximus il monopolio della conoscenza e dell'informazione globale. L'irruzione fu eseguita poco prima dell'alba, non ci furono vittime, se non le 3 parole che sancivano l'affiliazione all'enclave: liberté, égalité, fraternité. Però io adesso ne ho dato un'interpretazione perché l'ho letta in un certo modo, perché stavo pensando proprio sul fatto di leggere. Io adesso gli ho messo un'intenzione, appunto, ma potrei leggerla, il destinatario della relazione come può leggere? Può leggere in tanti modi, può essere anche annoiato e leggerlo in maniera annoiata, oppure essere appassionato. Bene, questa è la questione dell'interpretazione. Scusa, prego. No, certo, sì, assolutamente. Uno può leggerlo alla fine della giornata, Esatto, sì, mentre appunto. tutto il resto della famiglia è a dormire e magari ha un'interpretazione, oppure il giorno dopo in ufficio alle 10 di mattina. Certo, e anche il fatto della scelta dei termini, e meno male che il nostro linguaggio è così ricco, possiamo avere letture diverse, Sì. ovviamente, dello stesso testo, proprio perché Assolutamente. uno stesso termine ci Certo. può dare aperture diverse. E quindi in questo caso possiamo anche aprire una discussione per quanto riguarda la grafia, la Certo, scrittura e la relazione tra scrittura, grafia e il confine, Ah, certo. come vengono poi segnati i confini. C'era una cosa, tu volevi dire qualcosa? No, no, a posto così. Però sulla questione dell'interpretazione, posso... Certo. Va bene se ne saltiamo quei discorsi così? Sì, va bene. Allora, quello della BBC. BBC non guarda... sì. No, ho già detto io non dovevo dirlo, no, quello so, non dovevo dirlo. Ok, va bene, non importa. Questo? Sì, questo. No, però quell'altro sopra, non dovevo dirlo. Beh, comunque non importa, l'ho già detto io. Giorni fa, quando era? Il gennaio del 24. 30 gennaio. Mi sono trovata davanti a questo testo. Allora, non importa non sapere, c'è tanto l'inglese, ma penso che si veda subito che ci sono delle parole che non tornano, come quel don't successfully do implant for one of the wireless brain chips for human, eccetera. E quando l'ho visto, questo testo, la prima cosa ho pensato, ma guarda tu, ChatGPT cosa produce, come è scorretta. Ho pensato a ChatGPT e ho detto sì, non è possibile, o comunque non possono aver fatto, perché se tu mostri quella dopo in realtà è un articolo della BBC ed è la versione della BBC in pidgin, cioè nella lingua che viene parlata in Nigeria e altri paesi, sono milioni e milioni di persone che parlano, perché nel 17 più o meno la BBC ha incominciato a produrre articoli in altre 11 lingue e il PG non è una lingua, è una mescolanza, una mescolanza di lingue, cioè, non ha una grammatica, non ha niente, quindi e c'è dietro tutta la storia della colonizzazione, c'è tutto dietro a una storia enorme. Però quello che volevo dire era come io avevo interpretato, stavo parlando di interpretazione. La prima cosa che ho pensato era che forse era scritto da ChatGPT, cioè era un'allucinazione, come dicono, di ChatGPT. E invece no, è un testo vero ed è in pidgin e questo era sull'interpretazione. Per questo. Dario, vuoi aggiungere qualcosa? Ok. No, va bene così. Grazie. Vogliamo vedere un'altra? Di che cosa? Di quelle mappe, magari quelle più vecchie, più antiche? Per quello che... In realtà il libro mi piace veramente molto agganciato al presente e proprio va proprio a scardinare completamente anche tutte le idee appunto che abbiamo anche dei confini, cioè come
Quindi è molto in realtà legata alla storia, cioè non è citata esplicitamente, Esattamente. ma è un riflesso straordinario per tutti i pregi del libro, è che in realtà ha un'aderenza al presente, a questo momento storico e a quello che stiamo vivendo veramente eccezionale, fatta con una scrittura ad arte. Perché effettivamente questo è un libro che ha una scrittura, una sintassi, una capacità di correlazione con il verbo, con la sintassi, con il verbo, che è veramente particolare ed è un'opera non solo letteraria, secondo me, da un attimo più in là. Sì, hai ragione Cristina, assolutamente. E tutto il libro in realtà risuona su questo schermo. Scusate. No, beh, è giusto, assolutamente. Il termine forse esplicitamente, no, hai ragione, il discorso esplicitamente o meno è il termine, sì, preciso, corretto. Comunque è successo questi sono scritti anche prima di tutti gli anni, cioè, tanto le situazioni vanno. Beh, è quasi un libro aperto se parliamo di relazioni e Certo. di lettura, può essere anche interpretato successivamente. Certo. Allora, a me muove molto tutto il mondo interno che ha a che fare con il mondo analogico, per cui c'è confine tra il dentro e il fuori di noi, tra l'immaginazione e la realtà, tra la fantasia. E sono domande che indicano, sono descrivibili anche delle emozioni, dei sentimenti, Assolutamente, sì. esterno. Ed è veramente tanto. Tanto. Come la geografia. Tutte cose sotterranee. Sì, sì, sì. Ma infatti adesso lei dice nuova interna, io penso alle nostre cose della Terra, al mondo ctonio, le Gaia, no? Per esempio. Ma è come la geografia, perché la geografia è la stessa cosa, secondo me. C'è una mescolanza profondamente, c'è una questione della realtà, perlomeno ci si chiede cosa sia la realtà e l'immaginazione anche della geografia e dell'interpretazione per l'appunto. E credo che la geografia abbia avuto sicuramente in passato molto a che fare con l'immaginazione, moltissimo, moltissimo. E questa infatti è una mia passione, una cosa che ho sempre amato, devo dire, questo è stato uno dei motivi per cui ho incontri geografi, cioè che mi dicano tante cose, è la cartografia, e soprattutto la cartografia, quella antica, no? Non ho capito. Quella medievale. Sì, 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 no, cioè, è la stessa, cioè, scusa, la cottoniana, che quella, sì, sì, questa qua, ho scelto questa, Io avevo messo anche comunque sì, anche questa. sì, quelle della, Sì. ecco, però ho scelto questa come cartografia, come antica. Sì, cioè nel senso guardare la cartografia, almeno per me, tutte le volte che sono andata, poi sono stata in musei, banalmente anche a Venezia, al Museo Navale, dove ci sono le mappe cartografiche, ma per me è come stare davanti a un romanzo, più o meno la stessa cosa, perché uno si perde letteralmente a vedere quello che c'è e come venivano. Poi questa cosa che erano costruite assolutamente attraverso le narrazioni, e ancora qui di nuovo siamo alla questione dello sguardo visivo e della parola, cioè la connessione è sempre stretta, per cui le mappe venivano costruite sui racconti di quello che avevano detto. Stavo pensando alla mappa di Fra Mauro, no? E cioè, lui era un frate, non si è mai mosso da San Michele, dall'isola. Quindi, vabbè, c'è dietro Marco Polo, tra l'altro quest'anno sono i 700 anni della morte di Marco Polo, per cui ci saranno, penso, parecchi festeggiamenti. Cioè, ma Marco Polo è stato utilizzato, è stato fondamentale, no? Confermatemi geografi, per la questione della cartografia. E quindi c'erano i mercanti, c'erano i racconti dei viaggiatori, c'erano i racconti appunto dei mercanti, dei viaggiatori e i racconti, stesso pensando a Venezia, i racconti, tutte le relazioni
degli ambasciatori della Repubblica, che erano in giro in tutto, insomma, della Repubblica, e quindi relazionavano accuratamente tutto dei paesi dove si trovavano. Naturalmente questo è legato molto al commercio, naturalmente, ovviamente. Questa qui è la X secolo. X secolo si chiamano Cotton perché questo signore del 1500 è come si chiama? Miniata, no? Quindi è una stampa miniata. E ho letto che, come le mettevano in quella volta, che l'est è sopra. E io tutte cose che ho scoperto perché un po' mi sono guardata in giro, vedo che l'est è sopra. E quello che ovviamente non c'era naturalmente, quello che in particolare, se tu le ingrandisci, vai là, su in alto. Ho letto questo qui. Non riesco. Non si può, non so se notate, in alto a sinistra, vedete il leone? Rimango, scusate. Sì, vabbè, sì. Vedi, il leone. E perché quella sarebbe l'Asia. E ho scoperto questa cosa incredibile, che è la famosa cosa e c'è scritto sopra Hic abundant leones, e sarebbe però l'Asia. Però in realtà Hic sunt leones non li mettevano in Africa i leoni, guardate, li mettevano in Asia. Cioè non è vero che mettevano i leoni disegnati sulle cose dell'Africa, le stavano in Asia. Poi Marco Polo mi sembra ancora accentuava questa cosa, per cui oltre ai tigri c'erano i leoni. E poi l'altra cosa splendida di questa mappa è che qui sotto, qui, non si, lì qui c'è l'Arca di Noè. A proposito di immaginazione e di mappe. Però io quando guardo la cartografia, che quindi sono dei viaggi, cioè solo guardarli, e l'immaginazione, l'interpretazione e il racconto, c'è dentro tutto, io visivamente per me le collego molto se mi mostri mi sembrano, propongo a voi, sì, questa. Poi sono Quando tutte le io vedo la altre. cartografia, sì, quando vedo la cartografia collego visivamente alle grotte rupestri, che vengono, questa è Lascaux, e che vengono interpretate come arte, no? E invece io l'ho sempre vista un po' come carte geografiche, sì, di 30 anni, 70.000 anni, ho perso il senso del tempo. Tra l'altro c'è appena, si vedono quei puntini, vedete quelle, è appena è stata fatta una pubblicazione che pare che questi punti, questi segni che ci sono, c'è adesso un'interpretazione che in realtà è una protoscrittura ed è un calendario lunare con cui osservavano però è una cosa recentissima. Tra l'altro proposto da un signore che è un falegname, che è appassionato a queste cose, che poi è stato coinvolto con degli studi, ha coinvolto l'università, eccetera, eccetera. Altra cosa molto interessante di relazioni, secondo me, della questione della geografia, almeno un po' per quello che ho visto, di come la geografia o la questione della terra o della conoscenza del mondo, ha suscitato sempre grandissimo interesse anche da chi non era geografo, anche di chi non si occupava che non si occupava necessariamente di questo, ma da altri. Per esempio quella di Cotton di prima. Sì, sì, cioè questo signore faceva anche tutte altre cose. Oppure un'altra mappa, possiamo vedere, Certo. è a proposito di cartografia, questa qui. Ecco, come si chiama? Christen, non ricordo mai Christensen, come si chiama? Visto fra un momento. Questa qui è una mappa geologica, sì, di geologia, minerari, eccetera, e si chiama Generalkarte von Deutschland, e questo signore era un avvocato, cioè faceva tutte altre cose, però aveva la passione
di cartografia, ma penso della mineralogia. E questa l'ho scelta in modo particolare perché i colori usati per questa mappa, che è del 1821, i colori sono stati usati perché diciamo, quando l'hanno fatta, quando l'hanno stampata, c'è stata una collaborazione con Goethe e Goethe, perché lo conosciamo, ma c'è la teoria dei colori di Goethe che si opponeva a quella di Newton, c'è ragione Newton, però quella di Goethe è assolutamente interessante a proposito di relazioni, perché Goethe sosteneva che nella ricerca scientifica ci deve essere intensa questa relazione tra appunto chi è, cioè non come fatto oggettivo e separato, ma c'è la relazione con ciò che si osserva, col mondo vivente, con tutto quello che ci sta attorno. E per cui nella sua teoria dei colori è la mescolanza tra la luce e il buio, non è lo spettro di Newton, ma è la luce e l'oscurità. E quello che è interessante è che è stata usata la teoria di Goethe, della teoria dei colori, per questa mappa. Sì, ecco, questa è la questione delle relazioni, non so, di tutte le relazioni, delle cose, di come si... E sempre parlando di mappe, poi abbiamo avuto anche Trovo affascinantissimo. assolutamente dei Le dialoghi mappe, le cartografie. che questo non è il fatto del segno, del colore particolare, non è limitato soltanto a delle mappe che magari noi potremmo definire obsolete o in una qualche maniera superate, No. ma ad esempio ne è anche scelta un'altra che è molto più contemporanea, anche da un punto di vista Sì, degli però eventi. possiamo passare da quella del 1823, Certo, perché quale? quella del L'assalto, 1823 quindi. è Questa? No, non va Questa? bene, non va bene. Questa? No, detto che è disobbediente nei confronti vediamo questo. Vabbè, io... Posso dire che sono indisciplinata, ma nel senso proprio esatto. Questa... No, 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 no. Sì, questa è del 1823, si collega prima alla questione di Goethe, perché nelle, nelle conversazioni di Goethe, che erano bene raccolte, 9 anni di conversazioni con Goethe, a un certo punto Goethe disse, ho visto i giorni scorsi il mappamondo, la mappa del catalano, che c'era il Luca ovviamente era il Luca, e credo che fosse uno di questi mondi del 400, non so. E dice, una volta nei deserti disegnavano, mettevano i leoni, e una volta è l'abitudine questa. Adesso i cartografi ci lasciano carta bianca ed è il cambio totale appunto della cartografia, no? Come è diventata tutta di linea, ci lasciano carta bianca, cosa che a me piace naturalmente perché carta bianca in tutti i suoi significati, ma è di nuovo la scrittura, sì, cartografia, scrittura, geografia, perché per me comunque è anche un foglio, la scrittura è cartografia. Cioè. E può anche essere un confine, In che senso? Sì, certo. come ad esempio il confine 37esimo o il 39esimo, che mi trovo in difficoltà a leggerli. Come? Sì, no. E questo è il 27. No, e questo è il 38, qui non c'è niente, qui c'è il 40. Sì. C'era questo sulla cartografia a proposito, che forse però... Va bene? Sì, dobbiamo finire entro le 5, abbiamo ne sono? sicuramente 36. No, no, ma va bene, non è dove proponevi... Proponevo uno delle mappe. Sì, sì. Allora, a proposito di mappe, quelle attuali? Sì. Ah sì, allora, parlando di mappe, perché prima non so, se ho detto qualcosa, non mi ricordo. Ah sì, forse quello che diceva, non so, sì, adesso, che avevo sentito alla radio,
E sulla questione anche del posizionamento personale, no? La geografia, perché comunque insomma, la geografia non è soltanto questione di, beh, l'abbiamo visto adesso, abbiamo parlato non dei confini, perché questa cosa anche vorrei sottolineare, questa cosa che siamo immersi nei confini, però anche nel nostro modo di vivere li diamo molto più scontati, cioè fluiamo attraverso una marea di confini senza renderci conto e poi può succedere qualcosa che li avvertiamo, qualsiasi, abbiamo detto, qualsiasi cosa. Però abbiamo anche una collocazione. Penso che quello che sia, penso io, non so. Parlare adesso di collocazione sia abbastanza problematico. Cioè, se dovessi pensare alla cartografia attuale, a tante cose, alle relazioni con lo spazio, alle relazioni di adesso, da un punto di vista dei geografi, vorrei io chiedere a voi e come affrontate la questione, perché mi sembra abbastanza complessa, visto tutta una serie di condizioni in cui abbiamo adesso, tra cui fondamentalmente la cosa che andiamo a vedere, che è quella mappa appunto, che sì, no, quella, no, Ora c'era questa, ok. quella Questa è giusto? Questa che la trovo interessantissima. Questa, almeno, questo naturalmente dal mio punto di vista, è una mappa di cui bisogna Volevo farla studiare. vedere, siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. Sì. Allora, questa è fondamentalmente è la mappa di tutti i cavi sottomarini della rete, aggiornata al 23. La fonte è Telegeografi, che la tengono aggiornata costantemente. Io ritengo che questa sia una delle mappe, a proposito di cartografia, più importanti attualmente, questa naturalmente è la mia. E questa è una delle cose che cambia il concetto, la rete appunto, la rete, le relazioni, però che scardina anche tutta una serie di, per ricostruire il nostro posizionamento nel mondo, visto appunto il modo in cui ci relazioniamo adesso con lo spazio e nel tempo, con, cioè, chi è più vicino a me, quello che è vicino a me o quello che io vedo, con cui scrivo o siamo lì a fare, cioè, siamo in relazione, che magari sta dall'altra parte in un altro continente. Come definisco anche qui i confini o traccio? Quali sono i confini anche sociali, i confini del gruppo, i confini della nostra appartenenza a un gruppo sociale, di relazioni. Penso che sia abbastanza complicata. Quello che trovo non era così anni fa, perché io un po' la seguo sempre, non era così, hanno cambiato la grafica e quello che mi ha colpito è che ha questa grafica come se fosse una cartografia ottocentesca, no? Cioè la cosa che mi ha colpito immediatamente, ma guarda tu, usano questa con i cartigli, poi la stessa cosa, no? Con la scuola, perché vogliamo parlare di quello che scrivevano, di quello che era scritto sotto la cartografia. Quindi questa, tra l'altro, notizia dell'altro giorno, c'è stato, ma penso che sicuramente l'avete sentito, c'è stato, esatto, qui, non so se qui o su, non mi ricordo. Sì, è finito. Ecco, questa io ritengo che sia attualmente, dal punto di vista cartografico, una cosa molto importante e che determina molte cose anche, appunto, questione dei confini. Se posso, guardando la fotografia, guardando la rete così fitta di questi cavi di collegamento, giusto tipo di relazione tra Mediterraneo e il Rosso, che Certo. in realtà in un momento storico in cui invece se parliamo di migrazioni, se parliamo di conflitti adesso nel Mar Rosso, eccetera, parliamo anche di confini, parliamo di relazioni difficili. Questi cavi potrebbero dimostrarci invece un'intensità delle relazioni che sono molto sfilacciate, che sono molto invece complicate, complesse, sanguinose. Esatto, volevo dire io, è paradossale. Infatti è questo che intendevo, no? Questo della questione geografica è paradossale, no? È veramente paradossale. Esattamente. Sì.
siamo convinti che ci esistono ancora più terribili. Sì. Ed è anche esplicitiamo. Cioè, è proprio l'opposto. Anni fa sul progetto che citava lo spazio, la contrazione spazio-temporale, che siamo andati incontro attraverso dei sistemi di mobilità e di tensione che hanno aumentato o diminuito. La globalizzazione in teoria è una tendenza del rapporto spazio-temporale che diventa zero. Questa però rimane alla fine un fatto fisico. Esatto. Perché siamo sempre posizionati nel mondo. Allora, sì, per chi c'è questo posizionamento, per chi c'è questa contrazione, per chi ci. Non per tutti c'è uno spazio zero, per uno spazio infinito. Cioè, proviamo a leggere quanto c'è un migrante dall'Afghanistan a arrivare verso il Balcani in Serbia per farsi respingere. E quanto noi possiamo invece muoverci rapidamente. Cioè, è sempre un fatto di posizionamento del mondo. Quindi la fondazione spazio temporale è ancora più interessante perché tu nel libro hanno concezione di relativizzazione e purtroppo che ci piace o non ci piacerebbe avere ordini assoluti. Lei parlava dell'ordine, sì, certo. Però i confini danno un ordine finché siamo capaci di manipolarli. Certo. Quando questi ci manipolano diventano invece scontri. Secondo me è uno dei confini che duplice questa bellezza che ha infatti, e la ringrazio perché ha parlato dopo questo tema, la duplicità. Sì, fondamentalmente è duplice, proprio duplice. Continua a essere duplice. A me, devo dire la verità, conosco Laura e la stimo, perché è brava come artista, è in gamba. Però mi sono sbizzarrito da avere a fare alcune elaborazioni, se vogliamo, bizzarre sul tuo libro, no? Prima di tutto, allora, io come urbanista ovviamente vedo le cose in un certo modo, anche se poi ho rifiuto alcune dinamiche della disciplina della quale mi occupo, ma visto che il numero è estremamente importante, comunque tu l'hai ricollocato in un ruolo significativo all'interno del tuo lavoro, insomma. Però mi sono chiesto, ma anche 47, no? Allora, ripeto, mi sono sbizzarrito, poi probabilmente sarà una mia lavorazione assolutamente sbagliata. E allora sono andato a cercarmi il numero della Cabala Biblica. Solo se vengono fuori robe belle, perché alla fine la competenza spirituale, per esempio. Ma al di là di questo io mi sono segnato 3 o 4 numeri, diciamo tra virgolette, che mi avevano particolarmente interessato. Uno che forse non so se potrebbe entusiasmare i geografi, che la mappa non è territorio. Non posso pensare così. E poi l'84 che mi è particolarmente piaciuto perché è il confine dei sognatori tra sogno e realtà. Questo mi aveva veramente entusiasmato perché ritengo che vada a determinare poi la capacità di costruirci un futuro probabilmente, no? E quindi del quale abbiamo forse molto bisogno. E il numero 40 perché il confine è invalicabile, perché è un confine inutile. E anche questo mi sembrava molto educativo da un certo punto di vista. E il 38 perché ci parla del confine e dell'abbandono. Sì, quello che ho detto prima. Allora, io per lavoro, perché lavoro per paesi in sviluppo, mi sono trovato spesso e volentieri a dover confrontare per esempio con dei problemi di confine. Certo. Per esempio, quando ho lavorato da Haiti, a Dominicana, per esempio, durante la guerra nell'ex Jugoslavia. E allora la rielaborazione del confine, per esempio, se ne prendiamo l'Imes e l'Imes, cioè ci porta a doverci confrontare con una complessità del ragionamento che ovviamente non possiamo insomma, restituire anche nella sua ricchezza, però ci lancia un messaggio, cioè, io credo che
lavoro di laurea ci lascia, nella nostra forse capacità di esserci, in qualche modo rappresentare qualche cosa, un progetto, una posizione reale che ci porta attraverso forse il sogno a migliorare questo mondo. Certamente, abbastanza distopico. Così, sì, ok. Grazie, grazie. Sì, sono d'accordo sulla questione dell'immaginazione e del sogno, di riuscire a pensare altro. Infatti trovo che l'immaginazione sia in un certo qual modo abbastanza bistrattata ultimamente. Cioè, sembra che ci sia questa grande creatività e in realtà a me sembra che ci sia quasi un timore nei confronti dell'immaginazione. Adesso non so, questa è una mia però percezione, una mia percezione, quindi quello di riuscire, come se tutto si esaurisse in una, appunto, in una realtà del qui, adesso, in questo momento, in questo, e poi passa molto tutto attraverso anche il visivo, e c'è anche una perdita, secondo me, della parola, almeno questo è, che invece poi... Noi lavoriamo, questo vuol dire, nel concetto di rigenerazione della città, Certo. con spesso e volentieri delle aree che possono essere più o meno omogenee, perché hanno per sé al loro interno una conformazione tale da rendere alcune dinamiche facili. Ma non è poi così, perché poi in realtà questi territori, se noi li prendiamo uno con l'altro, non sono semplicemente smorti. Quindi o la città lavora nel suo insieme, oppure la cosa va in una direzione assolutamente sbagliata. E penso per esempio alle gate community, dove la gente si chiude all'interno di una sorta di grande muro di cinta, dove ha quasi tutto, ma non ha la capacità di relazione. E poi anche il resto della città. Sì, io credo, sì, dopo soltanto questo, io credo, ma questo è il mio pensiero, che, non lo so, che ci sia una spinta molto a creare tribù, cioè tribù nel senso di gruppi chiusi e poco comunicanti tra di loro. Questo per una massa di informazioni, per una massa di questa cosa, di questa incomunicabilità e questa perdita forse di relazione, però forse è una mia percezione. Comunque qui sto parlando di qua perché poi il mondo è tanto grande, e non so, posso far vedere soltanto un'altra velocemente delle mappe, un'altra che trovo, quella questa no, sì, questa. Ecco, questa è un'altra mappa che mi interessa molto, che vi propongo a proposito di relazioni. Questa è quella di Artemis. Artemis è il progetto, quello del 17, non lanciato Trump, quello per cui adesso sono arrivati, c'è stato il modulo che è andato sulla Luna, e che sono i paesi che hanno, diciamo, che collaborano per questa cosa della conquista della Luna, se volete, e della conquista, insomma, anche andare a cercare risorse, no? E quindi e sono, cosa? Sì, colonizzazione, espropriazione ed è privato, perché che è sbarcato, Sì, che è lunato. che sì, che è sbarcato, che è lunato, è sì, in collaborazione con la NASA, ma è privato. Gli hanno dato il nome di Odysseus, e la compagnia che li costruisce, che so bene che non vorrei dire, ha un nome, ma vabbè, non importa, se lo trovo non importa, non so, ottica, non lo trovo, non importa. E questo è il progetto Artemis. E un caso interessante, una di questa è l'Arabia, che ha partecipato perché se vedi quello prima dell'altra mappa che trovo interessante, questi sono i detriti, ecco, questo invece sono i paesi aderenti al Trattato della Luna, ossia i paesi, quando è stato fatto, non mi ricordo più la data, 79. ecco, 79, e con le Nazioni Unite, che ha lo scopo fondamentalmente di appunto di non, cioè
che la Luna non dovrebbe diventare a scopi privati, per lo sfruttamento e tutte queste cose. E l'Arabia Saudita, sì, nel 23 aveva annunciato che si ritirava e nel 24 è entrata in Artemis. È interessante il caso dell'India, perché fa parte del trattato, ma non ha fatto la firma definitiva, è rimasto, diciamo, è uno stato di confine. In questo caso è quell'ecotone, come lo chiamavi tu, Di passaggio. per cui non è né di qua né di là. E sì, vabbè, questi sono i detriti. E questo della Luna, comunque, e a proposito di confini, giusto per muoversi un po' dalla Terra, c'è comunque anche con tutto quello che sono i trattati dell'outer space, il problema del regolamento dello spazio. E anche lì c'è il problema di definire dov'è il confine dello spazio, perché non tutti sono d'accordo a quanti chilometri dove sia esattamente, a partire dalla Terra, e che è un trattato fondamentale, cioè un accordo fondamentale sulle Nazioni Unite, perché è quello che regola anche il fatto che non ci siano armi nucleari, che lo spazio non possa essere occupato con eccetera, 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 eccetera. Ecco, giusto per muoversi un po' dalla Terra. Secondo me queste sono anche delle dimensioni della geografia molto attuale. Questa visione spaziale Sì. di Telec, di via, stiamo andando verso la conclusione, quindi se c'è qualche domanda da parte del pubblico o se Laura vuole fare qualche conclusione, questo è il momento giusto. L'ultima nota. Sì. No, ci hai fatto caso che lo giri diventa un doppio infinito. Sì. Voi che li lasciamo con un... Sì? Però non so quale. Quello sì, so quale. No, quello del poesia. Sì, certo. Lo potrebbe essere per cambiare completamente. Oppure questo, quello del profondo respiro che cogli, questo qui che mi piace molto. Preferisci? Allora scelgo... C'è una, do- Non ho capito. c'è una domanda. Ah, prego, prego. Sì. Ah, sì. Parlo male, italiano. Permette di leggere. Sì. Dopo la lettura di questo libro, capisco che il viaggiatore in questi testi intraprende un viaggio iniziatico per un microuniverso perfetto con tutti i suoi difetti. Pensiamo a una frase del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, secondo cui nulla è ciò che sembra. È un viaggio nel tempo e nello spazio, il viaggiatore è accompagnato da una lampada che si dimentica di accendere, sedotto dal miracolo della vita che nasce in ogni attimo. La realtà storica del nostro mondo viene mappata a livello micro e macro, con la finezza di un entomologo. Sì, entomologo, questo Il mondo biologico si sovrappone a quello tecnologico, fervo questo microscopico viaggio nell'era virtuale dell'intelligenza artificiale. L'autrice si comporta con delicatezza e intelligenza come un burattinaio, diventando un vero e proprio oracolo per bocca dei suoi personaggi. La recensione. Sì, una recensione. Mi ha fatto venire, adesso non dico perché ho collegato ascoltando questo, sulla sensibilità comunque e sul modo di guardare lo sguardo e
ho trovato, leggendoli, una consonanza tra quel meraviglioso libro che è Cosmos di von Humboldt, che penso sia una delle cose più belle che si possano leggere, e la scrittura di Heisenberg, il principio di integrazione, no? Quindi siamo appunto venuti in testa con il macrocosmo, il macrocosmo di von Humboldt e il microcosmo di Heisenberg nel suo testo La concezione della natura da parte del fisico. Ci sono dei punti che potrebbero spostarsi da un testo all'altro e questo è meraviglioso, assolutamente. Ecco, questo volevo dire. Leggiamo questo, Sì, perché leggiamo poi questo, possiamo sì, salutarci. sì, va bene. Se desiderate. Io ho scelto questo perché il profondo sospiro che coglie i viaggiatori al 25° confine registra la loro pacifica assunzione di come essi, i propri avi, tutta la genealogia che li ha preceduti fino al primo essere, cui ora viene attribuito il nome di umano, siano stati generati dalla Terra, pianeta che è stato polvere e ghiaccio e che nel suo peregrinare in una gestazione pensosa ha concepito il vento, la bruma dell'aurora, le mandibole del grillo, il ramo del pesco, il sasso del fiume, il grande oceano, i sensi per percepirli, la mente per coglierli e il respiro che levita oltre le stelle conosciute, pianeta sul quale essi stessi ora posano i piedi e allungano un passo in una qualunque direzione. E un buon viaggio a tutti. Grazie veramente per questo viaggio tra i confini, oltre i confini, forse senza confini, insomma, per cui ci ha portato appunto Funis Gualdino. Grazie veramente. Grazie a voi. E arrivederci al prossimo appuntamento fra un mese, il 5 aprile.